Ecco, questa è l'entrata di casa mia, dovrebbe essere l'entrata di casa mia. Serena Barbiero è da 7 anni prigioniera di un cantiere. In quella che dovrebbe essere l'entrata di casa sua, oggi le piante sono cresciute a dismisura. Il passaggio che gli dovrebbe garantire l'accesso nella sua abitazione è ostruito dal 2009, anno in cui è stato avviato il cantiere affidato ad una cooperativa e a una ditta di costruzioni che nel frattempo è fallita. Per entrare in casa, Serena è costretta ogni volta a passare nella casa confinante dei genitori. Un'odissea giornaliera per riuscire ad entrare dalla terrazza. Adesso vi mostro il percorso che ogni giorno devo fare per entrare a casa mia. Io ad ogni ora del giorno devo passare sempre per casa dei miei genitori per accedere a casa mia. Accedo tramite il salotto dei miei genitori, passando per una terrazza e entrando nella mia zona notte, in quella che dovrebbe essere la mia zona notte. Oltretutto io con il lavoro che faccio ho degli orari in cui posso disturbare effettivamente i ritmi dei miei genitori. Doveva essere un disagio temporaneo, invece per effetto dei lavori mai completati si è trasformato in un incubo. Da qui la decisione di rivolgersi ad un avvocato per ottenere giustizia con una diffida. Siamo in una situazione a dir poco paradossale, un'ingiustizia conclamata e certo non possono essere le pastoie di un fallimento che possono impedire l'accesso alla propria abitazione. Abbiamo inviato una diffida alla curatela e anche alla concessionaria, alla proprietà. La diffida dell'avvocato forse potrà sbloccare la situazione. Ad onore del vero c'è già stato un contatto da parte della curatela, la quale ha dato la sua disponibilità a risolvere la questione. Attendiamo che dalle parole si passi ai fatti. Intanto a protestare si sono uniti anche molti residenti del quartiere che hanno presentato petizioni per la conclusione dei lavori.